il senso di questo progetto Parole del Tempo, nato con l'antologia Risentimento nel 2019. La cosa che vorrei dire io che questo è un progetto appunto bilingue, perché in contemporanea sono usciti 2 volumi, uno in lingua italiana e uno in lingua tedesca, di Risentimento, ma anche di Indifferenza. Eccoli qui: Indifferenza, in lingua tedesca Gleichgültigkeit, curato da Anna Rottensteiner. Questi 2 volumi il prossimo anno saranno tradotti ognuno nella lingua dell'altro, quindi i 5 autori in lingua italiana, così come abbiamo fatto per il volume Risentimento, saranno tradotti in lingua tedesca e i volumi in lingua tedesca saranno tradotti in lingua italiana. Il progetto della casa editrice Alphabeta Verlag è infatti coedizione con l'Imbus Verlag di Innsbruck, che ha il compito di distribuire, diffondere i libri nel territorio di lingua tedesca, il che vuol dire non solo Austria, da dove arrivano gli autori di questi primi 2 volumi, ma anche in Germania e in Svizzera. Quindi un progetto bilingue che mette a confronto 2 lingue, 2 culture e direi 2 diverse forme di immaginario, ma anche un progetto di traduzione. Con Risentimento sono stati coinvolti ben 10 traduttori, un traduttore o una traduttrice per ciascun racconto. Quindi certo io sono di parte, ma non posso che elogiare il coraggio di questa casa editrice di periferia. Mi viene in mente molti anni fa, quando esordì Alessandro Banda, uno degli autori, tra l'altro meranese, uno degli autori di Risentimento, uscì su Repubblica una recensione di Pietro Citati che sottolineava come talvolta proprio dalle periferie arrivino le novità. Ecco, questa è una sfida ovviamente per me molto, molto coraggiosa di un editore che vive in un territorio bilingue, l'Alto Adige-Südtirol, e che ha fatto dalla sua fondazione del confronto e della traduzione, dell'incontro fra le 2 lingue, diciamo, la sua ragione culturale. Nadia Terranova, 3 estati. I morti. Voltammo lo sguardo e fuori dal finestrino, dall'altra parte del mare, vedemmo l'Etna. Un cartello indicava l'autostrada, un altro l'aeroporto di Reggio Calabria. Continuammo dritti per l'aeroporto, ma ormai non eravamo più soli. Li sentivo ridere e pigiarsi nel sedile posteriore, sgranocchiare, mangiare. Dettavano legge sulla musica, sul volume dello stereo, sui finestrini. C'è freddo! No, non c'è freddo. C'è davvero freddo. Non saremmo più stati soli fino all'arrivo. Quanto mancava all'arrivo? 3 ore e mezza. Ci aveva preso in giro l'oste dal quale avevamo deciso di fermarci a pranzo, alla trattoria del pesce fresco, o almeno così gli piaceva presentarsi. I totani non erano freschi. Ci eravamo alzati da tavola con un cattivo gusto di cose salate sparso per il palato. E poi quel fastidio di quando qualcuno fa lo spiritoso senza confidenza autorizzata. In realtà, solo pochi chilometri separavano il centro della città dall'aeroporto. Ci volevano 10 minuti traffico a parte. 3 ore e mezza, aveva detto, e rideva. Ma noi eravamo siciliani, non scemi. E quella battuta non ci faceva ridere. Intorno Reggio era vuota, bianca e diversamente bella. Nelle perpendicolari e parallele lo stretto si infilava su e giù dall'anfiteatro al castello aragonese, dappertutto si vedeva il mare, dappertutto, di fronte, la nostra terra. Non so se sei rimasta allibita come me all'idea che la parola in tedesco non esista, non solo perché penso che i tedeschi proveranno risentimento come tutti i popoli, quindi è curiosissimo quando non c'è una parola, ma perché in genere esistono parole tedesche, quelle meravigliose, complesse, complicate parole tedesche fatte attaccando una parola all'altra, che riescono a esprimere complessi sentimenti del mondo con una sola parola, e facciamo fatica a tradurle in italiano. Che i tedeschi non conoscono la parola di sentimento, non riescono neanche a capire se è una buona notizia.
in che senso? E a Nadia è stata affidata questa parola, che tra l'altro è una parola proprio, naturalmente anche indifferenza è una parola gigantesca. Io mi è capitato anche di scriverne, e sul sito della casa editrice c'è una cosa che avevo fatto proprio sul tema dell'indifferenza, perché è una parola che mi ha sempre colpito, ma la parola risentimento è diventata una parola chiave dei nostri tempi, è sembrato quasi l'affetto, l'emozione prevalente nel mondo, cioè interi processi sociali per altri aspetti inspiegabili sono stati generati da grandi ondate di risentimento collettivo, individuale, legato a ceti, classi, gruppi sociali che emergevano con questa richiesta di partecipazione, ma non propositiva, ma ripiegata, protestataria, incarognita per certi aspetti e soprattutto molto aggressiva. Quindi hai lavorato tu, Nadia, aspetto la tua risposta, dico solo che dare il perimetro su un sentimento che aveva una sorta di consumo sociale molto, molto largo. Lo hai trattato nel tuo modo, adesso poi magari entreremo nel merito del racconto, che poi nel caso di Nadia è persino 3 piccoli racconti in uno, diciamo, una sorta di romanzo breve o brevissimo, diciamo, per le sue dimensioni, che però dentro ha momenti, tre momenti molto diversi. Ecco, dove hai cercato, tu hai cercato il risentimento in te, l'eco di questo sentimento, di questo affetto, nelle esperienze che già avevi raccontato e che di fatto in questo breve racconto, peraltro in parte esplicitamente, anzi richiami. Ho cavalcato l'italianità della cosa e sono andata a cercare risentimento in quello che mi veniva da 2 spunti, diciamo che sono stati 2 spunti letterari, non esperienziali. Il primo è quello del titolo del racconto, e deriva dalla casualità, ovvero io stavo mettendo a posto la libreria quando 2 anni fa, ben prima della pandemia, tanto è vero che leggendo questo racconto pensavo, rileggendolo adesso, prima dell'incontro, pensavano questi si abbracciano, ma questi parlano, ma questa va a fare una conferenza. Vabbè, il solito effetto straniante. E proprio quel giorno avevo messo a posto un romanzo che non avevo mai più riletto, che è di un'autrice greca, Margherita Liberaghi, pubblicato da Crocetti. Il romanzo si chiama Tre Stati ed era un romanzo che mi era piaciuto moltissimo e che tra l'altro mi riportava proprio a quella letteratura greca che purtroppo è pochissimo tradotta in Italia contemporanea. A me piace molto, a parte il lavoro di Crocetti e di qualcun altro, che ha secondo me sempre un fortissimo dialogo con il non detto. Per cui quello è stato l'inizio. Da lì ho messo come un post-it nella mia mente 3 stati, come lo posso declinare? E poi a un certo punto ho guardato dentro una poesia di Anne Sexton, la seconda volta in un autunno che mi ritrovo a parlare di Anne Sexton con Claudia, questo ce lo appuntiamo perché qualcosa vorrà dire. C'è una poesia di Anne Sexton in cui lei, parlando di Dio, dice che Dio è invidioso in fondo degli umani e vorrebbe scendere nel mondo e farsi una fumatina, insomma avere qualche piccolo vizio umano. Allora ho pensato al risentimento che gli dei possono avere per gli uomini e i morti possono avere per i vivi. Il nucleo di tutti e 3 i racconti è questa sorta di scontrosità che chi non è più vivo ha nei confronti dei vivi. Cioè io sono convinta che qualsiasi tipo di presenza, fosse anche soltanto nostra, di qualcuno che non c'è più, deve avere a che fare necessariamente con la sua rabbia di non esistere più, ma non per motivi grandiosi, ma per appunto, come scriveva Sexton, per non potersi più concedere dei piccoli lussi. E quindi sono andata a frugare lì. È vero, mi sono ritrovata di nuovo quell'esperienza biografica, autobiografica di cui tu parlavi e su cui magari torneremo. Però in realtà, rispetto ad un modo precedente di affrontare il tema, ho avuto meno paura di andare verso l'invisibile, quindi di scrivere anche qualcosa per cui avrei potuto usare la follia, il racconto in cui lei è in Puglia, e anche lì mescolo ovviamente delle esperienze con qualcosa di inventato. È un racconto in cui a un certo punto mi sono sentita in dovere di precisare che c'era un effetto chimico degli antipsicotici, però mi sono accorta rileggendolo adesso, dopo 2 anni, che quello è un leggero freno. È come se io avessi detto, beh, non può avere soltanto delle allucinazioni, devo parlare di un effetto rebound, perché altrimenti non mi concedo pienamente il realismo a cui sono abituata. Tornassi indietro, e questa è una cosa che difficilmente mi succede, quella parentesi la toglierei. Non ho mai pensato che capire servisse a qualcosa. Capire è sopravvalutato. Raccontare o avventurarsi, solo quello conta.